Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon venerdì a tutti e ben ritrovati anche oggi nel nostro appuntamento con le stelle di Radio.0. Anche in questo 19 febbraio vi auguriamo buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, mattinata incentrata su faccende pratiche che vi rendono inquieti, vorreste cambiare e cercare nuove soluzioni, ma è bene non rischiare avventure. Dal pomeriggio netto miglioramento dell'umore, recupero della leggerezza, ringraziate per questo un amico. Toro, siete molto più forti di quello che sembrate e lo sapete, ma non esagerate con gli atteggiamenti impositivi, potrebbero sorgere malintesi. Nel lavoro mantenete un atteggiamento saldo e pragmatico, anche negli investimenti calcolate i rischi. Gemelli, la mattina è caratterizzata da un umore sonnacchioso, solo nel pomeriggio vi sveglierete dal torpore e in vista della serata riprenderete quota. In amore ribattete alle gelosie senza correre dietro a nessuno, meglio che siate voi ad essere inseguiti. Cancro, tema oggi dettato dalla luna, imparare l'arte magnifica e rilassante del sano egoismo, senza paura e senza inutili e immotivati sensi di colpa. Fate in modo che nessuno approfitti del vostro buon cuore, molto spesso a scapito della libertà. Leone, mattinata un po' grigia con la luna in Toro congiunta a Marte, i sentimenti sono in primo piano ma più che verso uno spazio aperto finite in un vicolo cieco. Chi vi ama saprà rispettare la vostra natura indipendente e i vostri tempi, in caso contrario sappiate che non è amore. Vergine, approfittate della mattinata per concludere quanto segnato in agenda, portatevi avanti con il lavoro, avrete dalla vostra energia e senso pratico. La forza d'animo non vi manca e vi sarà d'aiuto se durante la giornata dovesse presentarsi qualche problema. Bilancia, le vostre vicende affettive vivono un momento di intensità speciale a cui il giusto pizzico di gelosia aggiunge un tocco più emozionante. Avendo preso in considerazione i vostri punti deboli, vi sentite pronti ad affrontarli per liberarvene. Scorpione, giornata segnata da Luna e Marte in Toro e Venere a disseminare piccole complicazioni, dissapori, disarmonie e conflitti si risolvono con il confronto. Affrontate un discorso chiaro in famiglia per trovare un compromesso e risolvere ciò che vi procura insoddisfazione. Sagittario, venerdì ideale per gratificarvi con un acquisto desiderato e più volte rimandato. Dice il saggio, a volte nulla è più necessario del superfluo. Le prospettive del periodo sono rose, gli alti e bassi fanno parte del gioco, l'importante è seguire l'onda. Capricorno, per non farvi trarre in inganno da progetti ambigui, trattate personalmente e senza delegare gli affari più delicati, ne sarete molto soddisfatti. Famiglia, partner e figli li avete un po' trascurati nell'ultimo periodo con il rischio di crearvi noie e grattacapi, usate piuttosto il buon senso. Acquario, le grane relative alla casa e alle spese extra incoraggiano i battibecchi e causano malumore, tuttavia il lavoro gira bene e tutto si può affrontare. Le idee che vi frullano in testa non piacciono al partner, ma incontrano invece il favore dei vostri superiori. Pesci, procedete in modo fermo e razionale, con un realismo che sa anche essere concreto, mentre le onde emotive dentro di voi sono gonfie di aspettative. Le spese sono ammortizzate dalle entrate, quindi respirate. I nuovi flirt invece sono intriganti, almeno per quanto vi riguarda. È tutto dalle stelle di Radio.0 per questo venerdì, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0